Buon pomeriggio signore e signori, io sono Lord Perso e bentornati in un'avventura su Round Total War. Siamo finalmente pronti, o quasi, stiamo richiamando le nostre truppe, eccole qui, pronti per risalire e incontrarci a Cenabum. Purtroppo è già estate, quindi probabilmente la campagna partirà in un periodo non troppo felice, nel senso che partirà purtroppo sicuramente in un periodo autunnale barra invernale, però ragazzi non è che si può fare molto. E allora, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti con una campagna qui che non andava per niente bene. Qua il nostro nemico si è preso, cioè gli Ceni si sono presi Treva. Sì, è il nostro nemico perché anche gli Ceni sono nostri nemici. Comunque si è preso Treva e quindi ha sottratto ai Cimbri, i nostri nemici diretti, la capitale. Questo è un bel problema per i Cimbri che comunque rimangono in piedi, però eh, dovrebbero, se non erro, perché purtroppo da qui non lo vedo, dovrebbero aver mandato delle truppe a Treva e saranno imboscate da qualche parte, credo, perché qui c'era un assembramento mostruoso, quindi mi viene da dire quello. Noi intanto sotto ordine, anzi sotto consiglio del Senato imperiale e quindi anche sotto ordine dell'imperatore, abbiamo deciso di attaccare Yulubana, quindi ci stiamo concentrando qui, un bel rendezvous di truppe per poi attaccare in massa Yulubana e poi spostarci anche grazie alla legione XII macedonica verso, verso diciamo la roccaforte dei Cimbri e poi passare a Bawei. Insomma ragazzi, una puntata ricca, si spera, di guerre, perché adesso andiamo abbastanza veloce in realtà per poi arrivare all'obiettivo finale. Finalmente siamo rientrati dalla crisi del cibo e questo è un'ottima cosa. Volevo solo andare a potenziare effettivamente le varie legioni. No, però in realtà sono già tutte al massimo. Fatemi vedere. 20 20 20 20 20 20 e 20 20 20. Io non credo di dover fare altro. Non credo di dover fare altro. Vediamo un attimo il discorso famiglia perché rischio 32%, questo è molto male. Andiamo ad assicurare la realtà, l'avevo già fatto. Niente, non si può assicurare la realtà. Va bene, ce la teniamo così. Vediamo se riesco a fare qualcosa con i personaggi. Vediamo se riesco, tipo qua. Prendiamo una delle nostre donne. Ci sarà una donna in giro disponibile a sposarsi? No. Questa è sposata, quindi no. Vediamo se c'è qualcuna tipo lei. Aspetta, aspetta, insulta, flirta, invia un regalo. Mm. Più 2 gravitas per l'iniziatore, più 2 realtà dello schieramento obiettivo. Allora, ma non posso farlo. Bella cavolata. Allora, andiamo a flirta. Non posso neanche fare flirta. Che bello. Siamo sicuri? No, non posso farlo. Posso farlo con lui. Ma forse perché deve avere una gravitas più alta. E però, cavoli, 152. Mi verrebbe da dire che è abbastanza grande. Boh. Proviamo con lei, ma vedete, non è possibile. Nessun bersaglio valido per questa azione. Iniziatore, più 5 a gravitas per fashion, richiede più 2 di astuzia rispetto all'autorità del bersaglio. Ah, ok. Vabbè, quindi non posso fare una mazza. Fai un favore, vediamo. Faccio un favore a qualcuno. Non posso farlo con nessuno. Vabbè, allora tanto vale. Cioè, grazie. Favore me lo faccio a chi? Lo faccio a chi il favore? A nessuno. Raccogli supporto. Cerca supporto delle persone esitanti per consolidare la tua posizione politica. A parte che mi costa. Oh no, ho cliccato. Ops. Misclick, chissà cosa ho combinato. Boh, vabbè. Vabbè. Vediamo se c'è qualcos'altro che posso fare, ma mi sa proprio di no. Mi sa proprio di no. Qui posso addirittura divorziare.
Addirittura posso divorziare. Ma se io adotto qualcuno, non si può. Niente ragazzi, è una serata un po' così. A livello politico non possiamo fare niente. E non siamo così lontani da un rischio di secessione, anche se, boh, sotto l'impero. Non lo so, vabbè, comunque ragazzi, io direi a questo punto andiamo avanti, tanto altre azioni non ne abbiamo da fare, se non quella di ritrovarci tutti a Cenabum, perciò andiamo sul fine turno. E bentornati ragazzoni, io sono Lord Perso e sapete che questi gameplay fanno parte di una storia lunghissima ragazzi, sono veramente ormai secoli che giochiamo a questa partita e vi ringrazio se mi seguite dall'inizio perché vuol dire tanto per me e grazie per avermi accompagnato in questo arco narrativo. Allora, vogliono la pace e noi non gliela offriremo la pace. È l'unico nemico che abbiamo giurato, quindi... Attenzione, si fanno avanti, eh? Attenzione. Fiutano... Intanto hanno lasciato Nemekatum isolata. Probabilmente se ne sono andati verso il nemico, probabilmente. Però, insomma, questa roba qui... Ok, benissimo. Andiamo a schiacciarli con l'aiuto dei nostri. Vedete Roma, avendo fatto tanti alleati e lasciandoli scorazzare sul proprio territorio, ha praticamente le guardie del corpo. Questi li mandiamo schiavi. Ottimo. Patto di un'aggressione. 7600. Allora, se mi danno... Cioè, io gli devo dare 7600. Per me va anche abbastanza bene, in realtà. Perché è un patto di aggressioni per 7600, visto che ho 300 miliardi di monete, direi che va benissimo così. Chissà se c'è un limite di monete nella Day che posso reclutare. Probabilmente lo vedremo se c'è, perché sono veramente salito tantissimo. Partecipa alla guerra contro di loro. No, non voglio partecipare alla guerra contro di loro. Allora, vogliono un'alleanza. Allora, ma tu che trattati hai con me? Perdonami, caro. Io voglio che tu mi commerci. No. No, allora no. No, perché non ha senso, ragazzi. Cioè, a Roma non interessa di allearsi con questi che poi tirano dentro nelle guerre. Cioè, non è questo che fa Roma. L'imperatore poi ha dato un ordine e quindi noi dobbiamo perentoriamente seguirlo. Allora, grado aumentato del nostro veterano. Tarraco è in rivolta, ma l'abbiamo già sedata, no? Era quella... Vero? Era quella... se mi fate vedere... Secessione no, ragazzi! No! Ragazzi, Roma è in secessione ancora. Qui c'è ancora una rivolta. Porca miseria. Ragazzi, ragazzi. Allora togliamo questi da qua e portiamoli qui su questo colle. Ragazzi, è un bel problema. Tra l'altro qualcuno di voi mi ha scritto che ho delle città da sviluppare, ma io onestamente non le vedo le città da sviluppare. Quindi se cortesemente mi scrivete qui sotto nei commenti quali sono le città da sviluppare, io magari ci do un occhio. Comunque ragazzi, non so se avete notato mentre scorro, mi tolgo questi pop-up, ma c'è un problema. È scoppiata un'altra rivolta. Un'altra sempre in Spagna, ragazzi. Non so, Spagna è gettonata. Comunque è un bel problema. Ecco qui. Qui c'è una legione intera. L'ottava Vitrix. Bellissima. L'ottava Vitrix. Bel problema. È un bel problema. Tra l'altro io non sono neanche al massimo delle forze.
Qui la città, il range c'è, quindi potrei metterlo qui nel caso. Lui potrebbe però girarmi, fatemi vedere fin dove... arriva fino a qua. No, me ne devo stare a Cordoba. Ragazzi, guerra civile ancora. L'impero non basta a sedare la sete che hanno i nostri. L'impero non basta. Allora, cerchiamo di portare là delle truppe. Insomma, di fare un po' di casino. Non so se andare con 6 uomini di cavalleria, visto che siamo in Spagna, la cavalleria mi piace molto, che non sarebbe male. Però no, dai, non è nello stile di Roma fare troppe cavallerie. Allora andiamo a fare legionari corazzati. È un bel problema, ragazzi. Un bel problema. Ma anche qui si sono ribellati con la legione nona fidelis, ragazzi. Aia. Aia, aia, questo fa male. Qui c'è qualche cosa. Ok, no, qui ci sono tutte. Ma porca miseria. Allora, ragazzi, qua dobbiamo per forza rientrare. Tra l'altro, siamo in malattia per questa legione qua. Rientriamo assolutamente. A questo punto io direi, visto che ci hanno chiesto la pace, da codardi infami, io direi accordiamogli una pace. Non sono messi tanto bene questi. Effettivamente potrei provare un colpo, potrei provare un colpo, solo che di qui non ho la visione. E io non vorrei che... Beh, mandiamo qua la spia, vediamo un attimo. Ok, però... Ah no, guarda, guardali qua. Questi fanno il giro. Questi fanno il giro, però è più grave se loro... Vediamo fin dove potrebbero arrivare. Non lo so. Allora, potrei... No, non ci arrivo. Allora, mandiamo prima questa di qua, dai, per vedere un attimo com'è la situazione. Qua mi sa che non la prendono più. Ok. Niente, torniamo indietro. Qui c'è un attraversamento. No, l'attraversamento è solo qua sotto. Quindi ritorniamo di qui. Tanto ci piegherà 20 anni. Allora, ragazzi, il mio discorso è che è meglio attaccarli, visto ora che sono deboli, piuttosto che subire l'attacco di 2. È vero che nella città mi difendo, però, solo che se loro arrivassero qui, riuscissero ad arrivare qua, sicuramente mi prenderebbero la città. Sicuro. Però io, d'altro canto, avrei una legione. Potrei dargli fastidio, riprendermi la città. Dai, proviamo a fare un attacco, dai. Tanto ho tanti di quei soldi, ragazzi, che... Ok, questa non la combattiamo neanche, non ha neanche senso. Andiamo a fare modalità equilibrio. Vabbè, abbiamo perso un po' di uomini. Mamma mia, loro completamente devastati. Andiamo a farli fuori. Si è salvato solo il generale. Vediamo se riesco a spingere un po'. Sì, volendo riesco. È rischioso, è rischioso. Però tanto comunque che cosa cambia? Non cambia nulla, che non riuscirei ad arrivare nei pressi della città. Però qui farei fuori il generale, che comunque non è un brutto generale. Prendiamoci questa preda. Via. Ok. E adesso ce ne torniamo indietro in fretta e furia. Anche perché non voglio passare l'inverno nelle loro terre. No, no, tutti fuori. Il generale... È vero che una volta, quando ero repubblichino, dicevo, no, i generali vanno sempre schiavizzati. Ma adesso è cambiata la musica, ragazzi. L'imperatore non è così indulgente come lo era la Repubblica. Allora, intanto noi abbiamo attaccato, no? Ma se io facessi pace temporaneamente con... alta. Allora. Così. Ci provo. Così. No, allora facciamo... Che mi faccio anche pagare. Ma lo faccio solo per dissanguarli, ragazzi. Non per altro. Ma mi sa che non c'hanno niente questi. Proviamo 4000. Rifiutano addirittura. Se rifiutano vuol dire che sono messi male. Dai, 3000 chiediamo. Ok, ci siamo ripacificati. Va bene, temporaneamente, ma solo perché voglio mantenere
Treverorum, e voglio rinforzare i nostri legionari e anche liberare dei posti, perché adesso noi partiamo e mandiamo quest'altra legione di qua, quest'altra legione la mandiamo, se sono inchiodate, ottimo, la mandiamo di qui. Cioè, incredibile, legioni che si inchiodano pur sapendo che c'è. Vabbè, lasciamo perdere, va. Quelli di Total War non ne fanno una giusta. E poi mandiamo quest'altra qua. Vediamo se si inchioda anche questa qui, eh. Comunque che gittata mostruosa che c'hanno, ragazzi. Cioè, la legione prima italica, una gittata... Comunque ho 316.000 di denaro, ragazzi. 316.000. Non so se mi spiego, 316.000. Comunque, l'obiettivo qual è? Prendere con 2 legioni subito Aracillum e con altre 2 subito Tarraco. E poi scendere qua. Qui abbiamo solo la Corduba in attesa. Speriamo bene. Tra l'altro anche queste città saranno prendibili, quindi dobbiamo stare attenti. Allora, signori, scusatemi se ho interrotto la comunicazione così, voi vedrete senza tagli, però in realtà ho sbagliato. Mi sono accorto dopo che non stavo registrando. Comunque, allora, quello che abbiamo fatto è stato spostare qui la flotta, la seconda antiqua, la flotta dell'imperatore, per difendere Saguntum. La flotta era tipo qua e l'ho spostata qui. E poi un'altra cosa che abbiamo fatto è stata quella di portare la nostra flotta, prendere la decisione di portarla nel porto comunque di Alessandria. Quindi quello è. L'altra decisione che stavo prendendo è quella di creare una nuova forza a Roma che ci possa aiutare per quanto riguarda la situazione in Sicilia. E poi magari in un futuro questa legione potrebbe andare a Noreia a difendere il confine, mentre noi attacchiamo a nord in maniera massiva. Qui avevo visto c'erano un sacco di candidati, ma sono tutti o politici o comunque tutti dei nostri agenti. Cioè praticamente si fa carriera solo se sei dentro con noi. Vabbè, prendiamoci il migliore di loro come sempre. Questo non male, 634, non male. Vediamo se c'è qualcuno di meglio. Aspettate, mi sembra di aver visto questo 766, madonna, potentissimo. Ripristiniamo la tradizione, la 15ª vulcanica. Signori, assolutamente. Allora, dotiamolo di armatura pesante. E ora prendiamoci delle truppe nuove da Roma. Allora, beh, sicuramente la corte. Qui abbiamo la cavalleria pretoriana. Bella. Più morale di base. E anche statistiche migliori. Wow, bellissima. Prendiamoci... Ah, solo una. Vero? Vediamo se faccio così. Sì, è un'unità speciale. Bella. Allora, prendiamoci la guardia pretoriana. Anche questa è un'unità speciale. Fatemi vedere se adesso ne posso reclutare delle altre. No, infatti, è un'unità speciale. Ok. Però 2 già. Sarà una mega legione questa. Questi chi sono? Belli questi. Vediamo se sono dei tiratori, immagino. Sì. Hanno una portata molto elevata. Morale di base più basso e combattono di meno. Allora prendiamone 3 sempre sulla falsariga. Anzi, prendiamone 4, dai. Sempre sulla falsariga dell'esercito che avevamo creato. Mi piacerebbe prendere anche a questo giro delle... Ma niente, abbiamo finito. Allora prendiamocelo così per ora. E poi vediamo. Poi vediamo, spendiamo un po' sti soldi, dai. Allora, le legioni io le ho spinte già verso sud. Sopra la pace l'abbiamo fatta. E quindi possiamo andare avanti. Altre cose non mi sembra che ci siano. Ok, allora andiamo avanti. Gli schiavi si sono ribellati. Bene. Per modo di dire, ovviamente.
Allora, le loro richieste: vogliono i soldi per partecipare alla guerra contro i secessionisti del Senato? Assolutamente no. Ci pensa l'impero. C'è bisogno di questi mercenari. Accordo commerciale con questi? Chi sono questi? E mi pagano. Va bene. Non ho idea di chi siano questi, però va bene. Ok, pestilenza. Apatavium. Strano. Disordini, solite robe. Accordo commerciale sciolto? Vabbè, 2 nuove nascite. Caduti. Agente ristabilito. Bene, questa è sicuramente una cosa positiva. Qui a Narona abbiamo problematiche di schiavi, eccole qua. Andiamo subito a fare brutto. Ok, si ritirano e noi diamogli il colpo di grazia. E voilà. Allora, andiamo su modalità equilibrio. Vabbè, ho perso un po' troppi legionari. Ritornate in catene. E tutti gli altri fatti fuori. Bene. Ribellione rientrata. Ok, adesso torniamo a Sigindum e direi di rinfocillarci. Vediamo se qui com'è la situazione. No, ok. Ok. Siamo entrati in città. Dobbiamo rinfocillarci. Vediamo se conviene. Ah, non male neanche questi, eh. Hanno leggermente più attacco. E fanno più danni corpo a corpo. Un po' meno la difesa. Questi? Vabbè, no, questi ci smenano, direi. Allora, vediamo. Ci prendiamo un tiro in più. E poi ci vorrebbe un'arma d'assedio che però qua non abbiamo. Questo è leggermente più basso su alcune statistiche. Sì, sono solo più veloci però. No, va bene così, dai. Teniamoci uno di loro e poi dopo eventualmente ci prendiamo l'arma d'assedio. Allora, qui le cose le abbiamo fatte. Ah sì, qua stavamo sbloccando questi, li portiamo qui. E gli diciamo ai signorini di prenderci altri uomini. Quindi 1, 2, 1, 2, 3. Che fa il paio con quella. 4. Poi mi piacerebbe prendere delle lance di Roma. Quindi 1, 2. E siamo a 17. Non abbiamo armi d'assedio qui. No. Questi sanno un po' più di danni corpo a corpo. Si difendono peggio. Non so, non mi convincono. Meglio sicuramente questi, gli arcieri, questi qui di Roma. Andiamo a farci... mi servivano queste di truppe, maledizione. Impossibile reclutare unità, però in realtà cioè, avrei potuto... avrei dovuto reclutarla. Vabbè. Andiamo allora a questo punto ancora sui legionari corazzati. No, siamo già al limite. Ok, io direi che le cose le abbiamo fatte. Vediamo, allora, qui c'è il nostro uomo. Sì, più ordine pubblico ci sta. Sì, commerciale per forza. Poi vediamo cosa possiamo dargli. Sì, banditismo. Mantenimento degli eserciti.
Ottimo. Poi vediamo. Vedete che qui vedo un altare di Marte che non sarebbe male fare l'upgrade, quindi andremo a farlo. Poi vediamo, visto che almeno quello non ci ruba denaro. Qua sarebbe interessante fare questo per vedere cosa diventa. Dai, facciamolo. Questo ci ruba un po' di cibo, però va bene, per 2 lo facciamo. Anche se c'è un mantenimento, però fa niente. Spostiamo le legioni, lo facciamo noi manualmente perché il PC qua se no si impasta. Ok. L'altra è di qua. Andiamo giù. Qui la prima italica la mandiamo qui. E dai, ci va anche abbastanza bene perché attaccheremo... Ah, si è spostato questo. Non stare attenti. Beh, però non mi sembrano particolarmente forti, anzi. Qui stanno distruggendo la mia amata città. Qui sono ancora fermi. Ok. Fatemi vedere. Questi sono 20. Ok, allora portiamoli nei pressi del ponte. Anche se non so se voglio portarli nei pressi del ponte, a dir la verità. Perché potrebbero fare il giro da quest'altra parte e attaccare la città. Però se non sono fortissimi... No, dai, non sono fortissimi. Secondo me ce la facciamo. Ce la facciamo ad attaccarli. Se riusciamo a intimidirli un po', vediamo. Tanto a breve arriverà la prima italica e le altre legioni. Solo questione di tempo. Allora, qui allora a questo punto andiamo a fare l'upgrade anche qua. Ok. Vediamo se c'è qualcos'altro, ma non credo. Va bene. Ok. Qui li abbiamo fatti, qui li abbiamo fatti. Bene. Ah, torniamo indietro con la macedonica, che aveva preso un po' di freddo a stare fuori, in mezzo ai boschi. E infatti si stanno cagando sotto con la dissenteria a spruzzo. Qui torniamo in questa zona, per favore. Ok, per vedere un po' com'è la situazione. Ok, adesso vediamo bene. Perfetto. Torniamo indietro con la spia. Qui vedo questi qua. Gli alberi del dolore. Gli alberi sono un'altra roba, però vabbè. Ma noi siamo in guerra con loro, scusate. Fatemi vedere. Sì, noi siamo in guerra. Ok. E loro sono in guerra anche... Fatemi vedere se sono in guerra anche con gli Iceni. Ma secondo me sì, Secondo me sì. Sì, anche con gli Iceni. Quindi questi due eserciti qui come fanno a fronteggiarsi? Ah, perché uno sono sul ponte e uno sull'altro. Allora, siccome io mi stanno sulle balle gli Iceni, vorrei fare fuori le munizioni. Notiamo il nemico del nostro nemico. Niente. Munizioni andate a male. Vabbè. Vabbè. Allora, qui l'abbiamo fatta. Qui la nostra spia può rimanere qua tranquillamente. Ah, fatemi vedere quelli con cui commerciamo. Dove sono? Ah, qua. Ok, va bene. Qui tutte le robe della popolazione che non ci interessa. Guerra dichiarata. Ok, qualcuno sta già iniziando a mettere le mani sui miei territori e potrebbe subire un particolare, diciamo, la mia l'ira dell'imperatore se questi tenteranno di rubare dei territori a noi, nostri, cioè, a noi sfuggiti dal controllo. Dai, andiamo avanti, incrociamo le dita e vediamo un attimo. Qui finalmente molto lentamente la barca sta arrivando. Molto lentamente. Allora,
Alleanze militari? Assolutamente no. Allora, partecipa alla guerra? No. Decliniamo. Trattato di pace. Ma facciamo che non ti do nessun soldo. Non mi dai l'accordo commerciale, ok. Patto in aggressione, no. Allora mi paghi. Sono messi così male questi. Trattato di pace. Dai, dammi almeno... Facciamo la cresta. Meno 900. Ok, perfetto. 900 denari sudati. Insignificanti per l'impero. Allora, diplomazia, partecipano, vogliono essere pagati. No, assolutamente. Stai scherzando? Così mi ciuli i territori? No, no, non esiste. L'imperatore tiene saldo la cittadina, la tiene bella salda, un pugno nelle mani di Roma e non si avvicinano. Giammai. Ok, complotto omicida. Assumiamo delle guardie del corpo. Banditismo. Ok, pace negoziata, va bene. Ok. Allora, finalmente li facciamo arrivare nel porto. Dopo 300.000 puntate. Finalmente. Ok, perfetto. Iniziamo a dargli un po' di navi. Ok, direi che così sono sufficienti. Abbiamo tipo raddoppiato la flotta, va bene. Intruso? Egitto. E... chi altri? Qui a nord. L'importante è che non vengano a rompermi le scatole qui, Che ho i miei pesci, le mie cose. Allora, pace negoziata, fazione distrutta. Fazione distrutta. Chi è morto? Non ditemi loro. No, ci sono ancora. Qui però cosa è successo? No, ho visto combattimenti. Vabbè. Comunque, al di là di questo, adesso tocca a noi. Siamo in una stagione a noi favorevole. E quindi scendiamo. Ok. Le legioni sono quasi riunite, anzi sono riunite, si può dire, tranquillamente. Andiamo avanti, la prima italica, e vediamo un attimo cosa succede. Allora, qui ci sono i venti del deserto e terre di Ares. E qui ci sono c'è la legione Fidelis. Allora, io direi, andiamo qui, gli attacchiamoli. Ok, facciamo appunto, prendiamo l'insediamento per Roma, come dice giustamente il nostro generale. Torre mobile. Ok, va bene. Teniamo l'assedio. Andiamo di qua. Ok, Sogundum. Ok, Cordu. Troppa roba. Qui non si sono mossi, non si sono schiodati. E niente, mantengo la posizione in attesa dei rinforzi da nord, che non tarderanno ad arrivare. E
direi che ci siamo, ragazzi, perché altro non possiamo fare. Ah no, 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 possiamo. Dobbiamo rimpolpare qui. Allora, mi prenderei quasi quasi qualche altro arciere. Quasi quasi. Sarebbe interessante. Anche perché a livello di truppe sono abbastanza messo bene. Potrei prendermi effettivamente un altro reparto con le lance. Potrei prendermi. Facciamo 2 lance e un arciere, dai. Facciamo qualcosa di un po' di diverso per Roma. Ok, per il resto niente. Poi dovremo muoverci verso Agrigentum. Qui per ora si mantiene il tutto. Ok, vediamo se posso prendere qualche nave interessante. Ah, Bireme. Bah. Robaccia. A proposito, non ci ho pensato. Ma io potrei portare anche la mia flotta qua. Se portiamola qui. E attaccare anche per via mare. Esatto. Ok, mi dà qualche possibilità in più. Secondo me, se li attaccassimo adesso li faremmo fuori. Però non mi basterebbe l'onagro. Quindi maniamo così finché non arriva anche l'altra legione, che ha un altro onagro. Ok, va bene. E ok. Quindi la stagione estiva finisce qui. Sì. Questo è già a livello, è già così veloce. Boh. Vabbè, meglio, però non mi sto lamentando, però dai, finiamo il turno. Poi ragazzi ci lasciamo perché sennò andrà troppo avanti questo episodio. Però sono curioso di vedere come sta andando la campagna. Ma quante truppe hanno gli egiziani, ragazzi? Ma quante truppe hanno? Ok, vogliono che... No, non voglio mercenari. Me l'ho già detto. Eccoci qui. Scontro. Allora, diamo in ritirata. Tanto ragazzi ci sono gli altri. Cioè non ha senso. Non ha senso forzare la mano adesso. Tiriamo giù nel prossimo gameplay. Allora, banditismo, nascita. Grado aumentato della spia, bene. Più 5 alla lealtà, va bene. Allora, io direi adesso sistemiamo... bella questa. Qui, assolutamente sì, assolutamente sì. Ok. Molto forte questa spia. Allora, tratto acquisito. Ok, finalmente la nuova legione targata Roma è pronta. Io direi di fare come gesto simbolico l'avvio della nuova legione. Guardate, mamma mia, in un solo percorso, guardate quanti chilometri si fa. E direi di mandarla contro le nostre, cioè le città nemiche. Che erano nostre, sì, ma che ora non lo sono più. E l'ultima cosa che voglio fare, allora, qui ci sono, attacchiamo.
teniamo il controllo. Avviciniamo questo. E signori, una flotta con 3... esatto. Direi che i nostri nemici verranno spazzati via nel prossimo turno, ma per ora rimaniamo con queste impostazioni qui. Una guerra civile appena partita e probabilmente già anche terminata, probabilmente, perché se non iniziano a spammare a manetta verranno fagocitate presto dal nostro impero. Io, signori, vi ringrazio di essere rimasti con me e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi.